La cultura riparte in Veneto. Oggi siamo ad Asolo, qui nella splendida rocca della città, uno dei simboli più importanti di tutta la comunità di Asolo. Oggi è stata presentata la fine dei lavori di recupero e di restauro di questo sito significativo per tutta l'Alta Marca trevigiana, un segno importante di ripartenza dopo il lungo lockdown. Secondo me è un lavoro pubblico che potrebbe essere replicato anche in altre realtà, non solo del Veneto, ma in tutta Italia. Una sinergia tra ente locale, quale il Comune di Asolo, il segretariato regionale del MIBACT, la soprintendenza e il Ministero della Cultura. Tutti enti pubblici che hanno messo la loro parte, chi il finanziamento, chi la progettazione, chi l'appalto, chi la collaborazione e la direzione dei lavori, una sinergia che ha portato alla riapertura del monumento simbolo non solo di Asolo ma dell'intero territorio veneto. I turisti quando potranno iniziare a visitare la rocca di Asolo? Da domani mattina la rocca è aperta ai turisti, ai visitatori e ai cittadini e ritengo anche utile sottolineare che anche la rocca, come il museo e come la torre civica, avrà l'ingresso gratuito per tutti gli operatori sanitari d'Italia che sono stati impegnati nei mesi scorsi contro il Covid-19. Penso che la Rocca e tutto questo splendido territorio rientri appieno in quello che è il disegno della promozione turistica veneta, non solo per quanto riguarda la promozione tradizionale, ma penso anche tutto il tema che stiamo sviluppando e che abbiamo sviluppato nel piano turistico legato all'innovazione, agli influencer e quindi cercare di portare qualcuno a vivere un'esperienza in questo splendido territorio, a vedere le immagini che stiamo vedendo, a degustare ottimi cibi, nonché il prosecco di Asolo e tutto ciò che effettivamente si può fare anche in termini di vacanza attiva su questo territorio, se portiamo un influencer qui a fare questo tipo di esperienza penso che poi la possa veramente portare a conoscenza di tutte le persone che li seguono, i famosi followers, che poi noi siamo qui ad attendere e a fargli conoscere questo splendido territorio. Questa è un'opera importante che è stata realizzata appunto grazie alla forza e l'aiuto di tante persone. Questo dovrebbe essere il metodo per operare, per permettere anche ad altre situazioni di raggiungere questi stessi risultati. Il nostro dovere è quello di onorare questo patrimonio storico-culturale che abbiamo, che è quasi unico al mondo, quindi sta a noi mettere, e a me personalmente, mettere in campo tutte le forze per favorire queste sinergie se possibile. La Regione ci ha insegnato molto in questo senso, ci ha insegnato a come muoverci in sicurezza e sta appunto adesso a noi, a chi gestisce appunto le strutture, far tesoro di questo per promuovere un tipo di turismo che sia alternativo, che sia ancora più tutelante nei confronti di chi viene per apprezzare la bellezza e per portarsi a casa dei ricordi preziosi di questo territorio. Quindi sicuramente questa è una novità, ma sono anche sicura che i nostri veneti, i nostri imprenditori la sapranno cogliere al meglio e dare il meglio di sé come sempre hanno saputo fare e dare. Venite in sicurezza perché qui noi sappiamo come si fa la sicurezza e quindi siamo sicuramente in grado di accogliere tutti e di regalare dei momenti preziosi. Diciamo che l'aspetto tecnico più importante si può riferire a quello che è il consolidamento e il restauro conservativo di alcuni elementi della muratura, della merlatura, sicuramente, ma poi diciamo che l'intervento che più appare, se vogliamo, è quello dell'inserimento della nuova scala per l'accesso al camminamento di Ronda, che è stato un intervento impegnativo sia dal punto di vista progettuale per l'individuazione corretta della posizione di questa scala, sia per quanto riguarda l'aspetto proprio prettamente tecnico di inserimento di questo elemento nuovo, che è una struttura di acciaio. Ogni rampa pesa circa 1 tonnellata, per portarlo abbiamo dovuto ricorrere al posizionamento tramite elicottero e quindi diciamo è un oggetto, chiamiamolo oggetto, che ha una sua importanza sia dal punto di vista architettonico, no? Come impatto, diciamo, che abbiamo studiato in maniera tale da essere più corretto possibile, sia dal punto di vista anche strutturale, perché è una scala che deve garantire la durabilità, la sicurezza e anche l'accessibilità in maniera
in maniera ottimale. Gli investimenti sono stati un finanziamento richiesto nel 2016 attraverso la Soprintendenza competente per territorio di 340.000 euro che sono serviti per una parte dedicata alle indagini e, come diceva l'architetto Girardini, al fatto che per progettare e realizzare bisogna prima fare tutto un lavoro di studio, e quindi è una parte preponderante, e a questi 340.000 si aggiungono adesso 200.000 euro non meno importanti, perché serviranno per realizzare un punto di accoglienza funzionale alla valorizzazione del sito. Da domani, in effetti, dopo 3 anni e mezzo di chiusura, siamo contentissimi di poter riaprire questo luogo che è magico, diciamo. Ecco, come si può vedere, da qui si controlla tutto il territorio, gran parte della pianura veneta, dal Monte Grappa fino a Venezia.